Presentato ieri presso la Villa Atena Farm gli eventi che formano il Festival del Mito 2022, che vedrà la nostra Valle dei Templi all'interno del suo teatro a Piano San Gregorio, l'esibizione di grandi nomi della musica italiana. A iniziare il giorno 28 luglio con il Volo, quindi la Ida di Verdi per il 24 agosto, Tommaso Paradiso previsto per il giorno 27 agosto, Irama per il 3 settembre, Drusilla Foer per il 10 settembre, i Pink Floyd Legend Atom Earth Mother 21 agosto, Capo Plaza il 25 agosto, Elisa per il 1 settembre, Coez il 9 settembre ed Eros Ramazzotti addirittura esibirsi in 2 giorni, il 17 e il 18 settembre. Un cartellone ricchissimo che sta già avendo un ampio gradimento da parte del pubblico siciliano, con date già sold out, come ad esempio il concerto del Volo. Per l'occasione era presente anche alla conferenza stampa l'agrigentino di Naro Piero Barone, soddisfatto del fatto che Agrigento vedrà la band esibirsi. Enzo Bellavia, patron del Teatro della Valle, ha spiegato le ragioni della nascita della fondazione del Teatro Valle dei Templi di Agrigento, presentando anche un nuovo progetto che sarà allestito il teatro il prossimo giugno 2023 presso la ex Casa Pantalena in pianta stabile e che vedrà l'esibizione per la sua inaugurazione del grande tenore Andrea Bocelli. Obiettivo della nuova fondazione Teatro della Valle dei Templi è elevare ulteriormente il calendario artistico del prossimo Festival del Mito anno 2023. Sì, ci voleva, dopo 7 anni, insomma, siamo ritornati nuovamente nel posto dove è nato tutto nel 22 settembre del 99 con lo spettacolo di Zucchero. E fatemelo dire, ma questa location ha il suo appeal, perché le persone, quando si parla di Valle dei Templi e di Piano San Gregorio, c'è qualcosa di magico che li attira e che subito partecipano senza farsi dire. Non c'era neanche il teatro, avevano comprato tutti i biglietti, quindi figuratevi, c'è la capacità di questo posto di saper attirare appunto il pubblico, di saper ricogliere degli aspetti positivi delle stesse persone, perché non c'è qualcuno che ha pensieri negativi, sono tutti sarà anche il posto magico del Papa, c'è tutto un insieme di cose che secondo me lo dovremmo considerare ancora più da vicino a tutto questo aspetto qua. Però noi siamo tra i fortunati perché ci siamo inseriti in questo contesto e ne stiamo godendo, perché sinceramente anche i concerti stanno andando tutti bene, sono tutti sulla soglia dei 3.000 biglietti venduti, quindi speriamo che si vada per sempre. Enzo, tu hai lanciato anche un progetto importante della fondazione, un progetto che non si ferma a quest'estate ma continua, anche lanciando anche una location nuova in Casa Pantalena. Ecco, parliamo di questa novità importantissima. Sì, il gap che abbiamo avuto fino adesso è stato sempre dovuto a questa carenza strutturale, che tutto ciò che si è fatto si è sempre perso, non si è fatto mai con l'intento di lasciarlo, di continuare. La nascita della fondazione vuole raggiungere esattamente questo obiettivo, quello di fare e lasciare per i prossimi, quello di creare e metterla a disposizione, quello di condividere un po' con tutti, non tanto quello di usare e poi usa e getta. Quindi su questa stessa posizione e su questa condivisione abbiamo già progettato una struttura di 3.500-3.700 posti a Casa Pantalena, che per sua disposizione, collocazione appunto anche geografica, non dà fastidio a nessuno, se non esteticamente anche bella da vedere da lontano, e quindi che dovrebbe quantomeno rimanere fissa la parte della tribuna, la parte dei camerini, la parte degli impianti, tutto ciò che non si vede ovviamente, che non dà fastidio, e che anziché ritrovarci come quest'anno che iniziamo degli esclugamento, in quel caso ci sarà una biglietteria aperta tutto l'anno, un ufficio, ci sarà una struttura che le persone già sanno dove andare a chiedere le informazioni, sanno dove andare a prendere i biglietti, basta mettere le sedie, e noi anche per la sagra del Mandolin Viola si può usare la struttura all'aperto, perché abbiamo l'estate qua 12 mesi su addirittura è anticipato Bocelli per il 24 giugno a inaugurare la struttura. Sì, abbiamo la disponibilità del maestro Bocelli appunto a inaugurare. Quando gli ho detto, ha sposato lui questo progetto piacevolmente,
Adesso dobbiamo avviare le procedure di inizio dei lavori e devo dire che tutto questo di qua fortemente anche gli organi del parco, soprattutto la figura del presidente e del direttore, stanno lavorando e stanno condividendo le idee, perché anche loro, cioè, spesso e volentieri non è che non la vogliono la struttura, cioè non ci sono le proposte e dalle situazioni burocratiche spesso e volentieri ci ritroviamo come siamo tutti, ma in questa maniera stiamo cercando di mettere assieme le risorse e le volontà, devo dire che questo non sta mancando, per far sì che da qui all'anno prossimo, ci siamo dati una data, 24 giugno, può anche variare di qualche giorno, da qui all'anno prossimo noi inaugureremo con Bocelli, quindi immaginatevi dopo cosa possiamo fare. Quindi se quest'anno abbiamo fatto 13 spettacoli, l'anno prossimo si aprirà Bocelli, poi scenderà pure Elton John. Però, dopo 2 anni di stop forzato, quanta fatica sia stata per poter organizzare un cartello del genere? Ma guarda, chi fa questo lavoro? Io devo dirvi, l'ho fatto quasi per gioco, cioè, perché tu la chiami fatica. Ma chiamiamola pure fatica, ma per noi facendolo con passione è un piacere, quindi non la chiamerei nemmeno fatica, perché mentre eravamo seduti a non fare niente a casa, questo lavoro si fa anche con il computer, si fa con la comunicazione e ci sentiamo tutti i nostri colleghi associati in Italia, assomiglia, siamo al 134, tu che fai, tu che non fai, io faccio questo, io faccio quello, una data io, una data tu, una data quell'altro, abbiamo messo su un cartellone facendo così. Cioè, questo è il bello di far parte di una rete, questo è il bello di far parte del sistema. Noi questo concetto del sistema quando lo metabolizeremo saremo già a 2 volte, perché credetemi, a differenza del nord o degli altri, noi valiamo 2. Non è vero che noi siamo 2, noi valiamo 2 e quindi se riusciamo a essere competitivi in questo senso e a fare il sistema, se certo non ce n'è più per nessuno. Quindi se abbiamo fatto questo senza niente, e ripeto sempre, la gente ha comprato i biglietti senza vedere un chiodo, si è fidata totalmente. Quindi se tu vai all'Arena di Verona e compri, ma c'è l'Arena, almeno sai che ci sono i posti. Qua non c'era nemmeno il chiodo messo a terra. Quindi ha comprato il posto senza vederlo, si è fidata e io la ringrazio sempre, perché questo di qua è solo da siciliani, non è, cioè, non tutti sono così, sono un po' più differenti di noi invece ci fidiamo e questo ci deve fare onore. Su questo possiamo benissimo puntare su altri investimenti che sicuramente ci porterà a goderne tutti. Sì, questa sera è stato presentato il cartellone degli eventi del Festival del Mito, che Agrigento con orgoglio ospita grazie al lavoro, diciamo, senza sosta e senza tregua di Enzo Bellavia, che è il presidente della Fondazione Teatro Valle dei Templi, che non smetterò di ringraziare, unitamente agli altri partner e organizzatori che tutti insieme, con Parco Valle dei Templi, la Fondazione Teatro Valle dei Templi, la Fondazione Pirandello, il Comune di Agrigento, il Consorzio Universitario Empedocle, ecco, questi enti tutti insieme e il distretto turistico Valle dei Templi dobbiamo assolutamente lavorare per questa città che ha tutte le carte in regola per essere una città di grande cultura, di grande storia, di grandi eventi e che può attrarre veramente un numero incontabile, come si dice, non si può contare il numero di turisti che potrebbe ricevere Agrigento ed intercettare, e quindi potrebbe essere, ecco, la ripartenza, questa finalmente la ripartenza di questa grande città che si affaccia ad essere candidata e speriamo capitale italiana della cultura 2025. Pink Floyd Legend è una band che ormai dal 2005 raccoglie il tutto esaurito nei più grandi teatri d'Italia, riproponendo le musiche dei Pink Floyd. In questo caso una delle nostre produzioni è proprio Atom Matter, dove viene riproposta la suite integrale composta da Ron Chisi. In questo caso specifico con coro orchestra diretti dal maestro Giovanni Cernicchiaro insieme. Il coro Magnificat a fine maggio ha ricevuto questo invito che ci ha lasciato così un po' perplessi, perché è un coro insomma che canta per lo più musica sacra, Pink Floyd, sì, insomma, è un po' interdetti. Siamo rimasti ci siamo immersi in questa musica, perché qui ci sono 60 coristi, oltre al coro Magnificat tanti amici che amano la musica dei Pink Floyd e che si sono uniti a noi, che hanno cominciato questo studio, devo dire molto faticoso, per immergersi in questo grande evento, che è un evento che va vissuto come esperienza, quindi noi ci stiamo preparando con grande solerzia. Perché a noi ogni settimana arriva la prevendita di tutti i concerti e Agrigento è quella che vende di più.
ogni settimana i numeri sono nettamente superiori al resto di tutte le date. Sono emozionatissimo per questo concerto perché c'è stato un lungo lavoro, abbiamo pensato tanto con i miei due colleghi quali concerti, quali città toccare, perché quest'anno dopo 2 anni abbiamo deciso di fare cifra tonda, 100 concerti in un anno e c'erano diverse città, dovevamo fare anche una cernita. Quando è arrivato sul piatto la città di Agrigento, la Valle dei Templi, devo dire che anche da parte di Ignazio, Gianluca e del nostro management la volontà c'è sempre stata, anche perché voi dovete sapete sicuramente che trascorro tutte le mie vacanze estive a San Leone. Salvo Prestia, tu porterai qui un importante concerto. Sì, rappresenteremo la Ida di Giuseppe Verdi il giorno 24 di agosto. È una produzione davvero importante con l'orchestra della città di Ferrara, il coro lirico del Mediterraneo e tanti solisti di carattere internazionale. Ci saranno circa 130 persone sul palco tra orchestra, coro e solisti, quindi è una produzione davvero importante che speriamo sia degna, diciamo, del pubblico agrigentino, perché ci teniamo tantissimo a questa iniziativa e sentiamo il senso di responsabilità di poter rappresentare al meglio la più grande opera di Giuseppe Verdi.